Ma noi adesso ci spostiamo al calcio a 5 perché fra pochi istanti inizierà la semifinale di ritorno di Coppa Italia di Serie C fra Sarzana e Ospedaletti, a Sarzano ovviamente. Noi abbiamo seguito sia il match d'andata di mercoledì scorso, sia la gara di campionato contro il Maniera Pallo. Franco Basta ci parlerà proprio di queste due partite, concluse vittoriosamente, anche se con qualche polemica che andiamo proprio ad ascoltare. Se una partita la giochi in 5 non puoi pensare, poi puoi anche vincere, giochi in 5 e vinci, però è una questione il calcio a 5 si gioca in 12, si va in 12, difatti a me spiace essere già in 11 e figurarsi in 5. 5 poi può succedere per mille cose, però una semifinale dove con i proclami di prima gara, di andiamo a vincere, facciamo, poi vengono in 5, a me veramente... fortunatamente in campionato nazionale se vai in meno di 8, se vai in 8 ci sono delle sanzioni, perché comunque devi rispettare anche l'avversario. Venire a giocare in 5 secondo me, noi abbiamo giocato male, per colpa nostra all'inizio, e siamo andati sotto 3-1, ma proprio per questo motivo, perché a livello psicologico vedi una squadra che viene a giocare in 5, quindi non ha cambi e dici tanto alla lunga la vinco e quindi non giochi bene. Non sei concentrato, come invece è successo con Borgo Fornari. La stessa situazione l'abbiamo avuta con Maniera Pallo, dove anche lì abbiamo vinto 4-0, però non sono contento perché non abbiamo giocato la nostra partita, quella che sappiamo giocare, e questo sicuramente è importante, cioè va valutato. Poi gli arbitri hanno sbagliato sicuramente, per me, e come anche ha detto il loro giocatore, il 5 loro, che tra l'altro era il più bravo, dopo 5 minuti andava espulso per il bestemmione che ha tirato, e invece non è stato neanche sanzionato. La seconda bestemmia è stato di nuovo riavvisato, e su quell'azione lì è stato ammonito il nostro giocatore, è stato ammonito Ferrandini. Lui è stato ammonito e chi ha bestemmiato non è stato espulso, ed è la seconda bestemmia. Ora, fortunatamente per noi abbiamo pubblico, e ci sono tante persone, c'erano anche alcuni bambini. Secondo me la bestemmia è rosso ed è rosso. Dal punto di vista tecnico, noi oggi dovevamo fare una partita di grossa intensità, perché dovevamo andarli a prendere, e difatti i gol li abbiamo presi anche per questo. Noi dovevamo prenderli perché loro addormentavano la partita, il loro compito è in 5, e in più giocavano col portiere fuori, il loro portiere che tra l'altro è stato nazionale tanti anni fa, lui è un 77, però e comunque era bravo, si è visto che era molto bravo. Poi ha fatto la sciocchezza di dare il calcio a Bianco, ed il rosso è sacrosanto. Io non lo vedo da questo problema cioè o Tassoro non l'ha visto e allora è diverso, ma se no calcio così a palla lontana è rosso, ma non c'è neanche da discutere. Io non credo che poi gli arbitri abbiano condizionato la partita più di tanto. Forse l'errore più grosso è stato proprio come ha messo il 5, che lui si era anche lamentato, Gambino, che tra l'altro è un buon giocatore, si è lamentato perché dice: se è rosso mi devi buttare fuori, non mi puoi dire non ti butto fuori perché siete in 5, perché non ha senso. Ed è vero, in 5, in 4, in 3, se è rosso è rosso. E questa è la differenza che ho notato nel campo nazionale. Niente, adesso tra poco andremo in campo contro il Sarzana, e forti di questi 9 gol di vantaggio, perché sulle due partite conta a differenza reti, possiamo anche permetterci di perderla con 8 gol di scarto. Speriamo comunque di fare una buona partita, e speriamo che gli animi siano tranquilli e che non ci siano problemi diversi da quelli che invece è il calcio. E poi niente, speriamo di andare il 9 gennaio, che è anche il giorno del mio compleanno, a fare questa finale. Almeno hanno la possibilità di farmi il regalo.